Per Improsi 2019, la prima edizione si è svolta a Udine, abbiamo avuto il piacere e l'onore di ospitare due pizzaioli di fama nazionale e potrei dire anche internazionale come Franco Pepe e Renato Bosco. È stata un'esperienza emozionante che ci ha dato la possibilità di vedere all'opera due grandi professionisti, due guru della panificazione. La sensazione che ci ha lasciato è che la strada che stiamo percorrendo è quella giusta. Abbiamo tanto lavoro da fare, ma siamo sulla strada corretta. Ciò che ci contraddistingue nel mercato di oggi è sicuramente il cornicione. Abbiamo mutuato quella che era l'idea di mio padre, che ha imparato a fare le pizze da solo e quindi si è creato un suo stile. E noi abbiamo deciso di spingere quello che è la sua idea di pizza e renderla nostra. Un cornicione più alto rispetto alla pizza che si mangia qui in Friuli, ma più croccante rispetto a quello che si mangia a Napoli. Al morso risulta soffice, ma ha un leggero crunch. Cerchiamo sempre di dare un motivo al cliente per scegliere di venire alla Rampara. Questo può essere la pizza del momento, della stagione, legata al periodo o alla birra stagionale. Abbiamo sposato un progetto di Friuli Brau legato alle birre artigianali stagionali, quindi ogni 2 mesi abbiamo una birra diversa a rotazione alla spina, più tutte le birre artigianali e non che proponiamo in bottiglia. Questo al cliente piace perché ogni volta ha qualcosa di nuovo da scoprire, qualcosa di nuovo da assaggiare, sia nel piatto che nel bicchiere. Quando abbiamo deciso di cambiare marcia, di cambiare ritmo, avevamo bisogno che i nostri fornitori corressero con noi. Abbiamo scelto Friuli Brau come nostro fornitore per il fattore umano, perché vendere bibite e birre sono capaci tutti. Quello che per me fa la differenza, o per noi fa la differenza, è il rapporto umano che ho con il mio agente commerciale, con il responsabile marketing, con l'amministrazione, anche banalmente il ragazzo che fa le consegne. È un valore aggiunto alla forza di Friuli Brau, perché, diciamocela tutta, Matteo non è uno che trovi sempre per strada. Tutte le volte che consegna la birra ha sempre il sorriso, è sempre sorridente, disponibile. La differenza secondo noi la fa quello, il servizio, il fatto che se hai bisogno di un fusto fuori orario ci sarà un commerciale che ti porta la birra. Se hai bisogno di un prodotto, se hai bisogno di un consiglio, ma anche giovedì pomeriggio io ho telefonato ad Alessandro per chiedergli cosa ne pensasse di una birra. Che poi io ne fossi entusiasta e lui un po' scettico, però ci stava. È un confronto paritario, dove non è una mera vendita, hai capito? Il fatto è che è questo il valore aggiunto.